Si sono conclusi con il brindisi sul podio tra Gioele Bertolini, Enrico Franzoi e Cristian Cominelli i campionati italiani di ciclocross di Monteprat, con la consegna delle maglie tricolori da parte del presidente della Federciclismo Renato Di Rocco a Luisa e Daniele Pontoni. La rassegna tricolore sull'altopiano nel territorio di Forgaria del Friuli, su un circuito ricavato nell'arena naturale di Monti Prat, ha premiato i migliori atleti al via chiamati a dimostrare tutto il proprio valore su un tracciato decisamente impegnativo. Nemmeno la nebbia, che ha caratterizzato la seconda giornata di gare, è riuscita a fermare il pubblico delle grandi occasioni, che si è radunato puntuale sull'altipiano friulano per assistere a delle gare sempre vive ed emozionanti. Da applausi i successi di Gioele Bertolini, portacolori dell'esercito, del friulano Nadir Colledani, portacolori della Trentino Cross SMP, e di Eva Lechner, che hanno regalato alle stelle del ciclocross italiano i titoli più ambiti. Grande gioia soprattutto per Daniele Pontoni, che a Monteprata aveva vinto uno dei suoi innumerevoli titoli tricolori nel 1996 e che quest'anno ha potuto festeggiare il tricolore Under 23 del suo Nadir Colledani. Per Pontoni gli applausi di tutti, anche per l'eccellente organizzazione dell'evento che ha richiamato l'attenzione del grande ciclocross nazionale e non. E proprio a Monteprat, in chiusura di manifestazione, più di qualcuno parlava già di mondiale da organizzare a Forgaria nei prossimi anni.